Cari telespettatori, rieccoci insieme, grazie di essere qui con noi, grazie ai nostri ospiti che adesso vi presento subito. L'argomento, come sempre, viene suggerito anche dalle vostre richieste, dalle vostre mail, dall'argomento di attualità ed è pressante. I due temi che stanno molto a cuore, sembra almeno ai veneti, sono quello del lavoro e anche quello della sanità, che abbraccia poi un target anche fragile, anche di persone anziane un po' più deboli, ma anche le famiglie. Insomma, sono giunte notizie che ci sia un cambio epocale. Dalla legge precedente del 94 si passerebbe a una mega riforma della sanità, di cui abbiamo capito che pochissimi cittadini ne hanno capito qualche cosa, ma siccome poi gli utenti, i fruitori del servizio siamo tutti noi, è bene comprendere i vari step e rendervi edotti di cosa si sta facendo, verso dove si sta andando, per quali ragioni. Per fare ciò abbiamo dovuto interpellare chi veramente si muove in quest'ambito, chi è operativo, chi ha titolo di poi fare gli interventi anche legislativi. E allora vi presento i nostri interlocutori. Incominciamo dalla mia destra, Rita Turati, segretaria regionale dello SPCGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Gino Ferraresso, CGIL di Vicenza, grazie anche a lei. Consigliere regionale Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, che è in quinta commissione sanità, grazie di essere qui con noi. Consigliere Fabrizio Boron, Lega, e tra l'altro presidente della quinta commissione sanità, grazie anche a lei. Poi abbiamo, si scusa per non essere qui presente, ha avuto un contrattempo, Claudio Sinigaglia, che anche lui invece era del PD ma non ha potuto venire. Abbiamo Lucia Pizzo della Consulta Finanza Locale ANCI del Veneto, quindi rappresenta i sindaci, il territorio ed è vice sindaco, tra l'altro in provincia di Padova. Adriano Benetazzo, segretario regionale ANAO Assomed del Veneto, grazie anche a lei. Tra l'altro lei rappresenta, per spiegare la sigla che alcuni non comprendono bene, i medici in generale, il personale medico. Dipendenti, sì, esatto, dipendenti. Umberto Iazzetta, ben arrivato anche a lei, presidente Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato, per capire bene, Regione del Veneto, grazie anche a lei. Poi anche altre qualifiche, ma a noi adesso interessa questo ruolo qui. E poi torna ad essere presente con noi Luigi Sposato, in veste di colui che farà le domande ulteriori, da cittadino, imprenditore, papà, padre di famiglia, insomma multiruolo, multifunzione, non ancora pensionato, ma lì cercherò di mettere in pensione non si va adesso con la riforma Fornero. Esatto, ma il ruolo di pensionato abbiamo un intervento esterno, un contributo che ci aiuterà a vedere anche quel punto di vista. Allora, per incominciare, io vorrei che i due consiglieri regionali un po' ci illustrassero questo arduo compito, cosa sta succedendo in regione. Si parla di azienda zero, di cui abbiamo capito che i cittadini non hanno capito niente, e anche se forse non è una cosa così complicata. È una questione un po' controversa, ci sono state delle audizioni anche importanti, sono appena concluse, entro novembre avremo il verdetto definitivo. Direi di cominciare con lei, Presidente Boron, per darci un po' quelle che sono le linee guida, poi il consigliere Berti dirà il suo punto di vista, se concorda o meno, dove non concorda, e poi gli altri andiamo a contorno. Beh, la riforma di azienda zero, cosiddetto PDL 23, no, il progetto di legge 23, è diciamo, in commissione ormai da 2 mesi. Diciamo ha due parti ben distinte, che sono la creazione di azienda zero da una parte e dall'altra parte la riforma dell'ambito territoriale delle ULSS esistenti. Quindi l'azienda zero si prefigge come compito di essere un interlocutore delle ULSS territoriali nell'ambito della organizzazione amministrativa e burocratica del sistema sanità, ovvero dovrà svolgere compiti di gare, di forniture, gare d'appalto, quindi fare le gare accentrate, gestione anche dei concorsi pubblici. Io questo lo esemplifico con quanto è successo a Padova poco tempo fa. Di fronte a un concorso per un infermiere ci sono stati 5.000 e più partecipanti, e se domani mattina ce ne fosse uno a Treviso, uno a Vicenza, uno a Belluno per lo stesso ruolo, ci sarebbe un ulteriore concorso di altre 5.000 persone, che sarebbero molto probabilmente le stesse, che poi vanno, no, a tentare di vincere questo concorso. Quindi il compito di azienda zero è accentrare dei compiti amministrativi burocratici al fine dello snellimento, al fine anche del risparmio soprattutto, cioè di fare economie di scala e trovare nel ramo
della gestione amministrativa della sanità e dei risparmi economici al fine di poterli investire in quello che interessa più i cittadini. Però il direttore generale di questa azienda zero, diciamo così, della governance, quello che è stato un po' osservato sarebbe un mega direttore con superpoteri, superiori addirittura sembra all'assessore o al presidente di regione. Questo è stato un po' la cosa che ha impressionato molti. Queste sono le battute dell'opposizione. E sa, le battute a volte si sorride, insomma, non si prendono sul serio, perché mi pare che ci sia uno solo che è stato eletto presidente in questa regione, si chiama Luca Zaia, e dai compiti e dai poteri che ha avuto fino ad oggi e avrà anche domani sono quello della nomina e della revoca e del commissariamento dei direttori, eventualmente dei direttori ULSS e dei direttori di azienda zero. Quindi dire che il direttore di azienda zero sarà un direttore con i poteri superiori addirittura al presidente mi sembra una battuta, la prendo così, insomma. La realtà dei fatti è che azienda zero avrà un direttore, avrà i compiti di amministrazione che gli vengono delegati dalla giunta e dal consiglio, e il presidente avrà sempre l'autorità, come la legge glielo consente, di nominarlo e di commissariarlo se questo non fa bene. Quindi insomma, su quello mi sembra un dubbio non così posato, non così concreto. Poi, come dicevo, c'è l'altra parte che invece riguarda la riforma ULSS, quindi l'accorpamento delle ULSS. Oggi sono 21, diventeranno 7, una per provincia. Rimarranno in essere invece l'azienda ospedaliera di Padova e l'azienda integrata di Verona e lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Quindi questa riduzione, oltretutto di ULSS, è il sistema sul cui ci si dà l'obiettivo di razionalizzare, di avere anche una guida e una catena di comando molto più corta, in modo che si possa avere anche una praticità di intervento sul territorio per quello che riguarda poi la programmazione e l'effettiva realizzazione della programmazione sanitaria in maniera molto più diretta, omogenea anche, perché molto spesso viviamo nel Veneto, no? Non sempre lo stesso agire come servizio da Belluno a Rovigo, da Verona a Venezia. Vogliamo che la sanità sia uguale ovunque, sia organizzata nello stesso modo e sia efficiente nello stesso modo. Quindi, però avrebbero un ruolo più attuativo, di coordinamento, più operativo, più sul campo le USL così ridotte, è corretto, in virtù dell'esistenza di questa mega azienda? No, guardi, proprio perché i cittadini non hanno capito più che cosa cambia, a parte la riduzione delle USL nelle loro competenze. Guardi, ce lo chiedo proprio che ci spieghi, dopo vediamo un attimo. Per il cittadino ciò che noi vogliamo fare è dare servizi migliori. Sicuramente questo è ciò che interessa al cittadino. Avere, quando va ovviamente ad utilizzo del sistema sociosanitario, sapere di avere una risposta efficiente ed efficace. Per far questo non dobbiamo dimenticarci di una cosa, che sono le risorse economiche. Cioè, se noi dimentichiamo il fatto che per dare servizi sempre migliori bisogna avere efficienza nell'agire, ma anche avere denaro, e visto ciò che sta succedendo, perché insomma lo sanno tutti, no? Che diciamo, la torta economica si stringe sempre di più. A settembre il Ministero ha confermato i 240 milioni di taglio del budget sanitario veneto. Per l'anno prossimo erano previsti, già programmati da tempo, erano previsti in aumento 4 miliardi sul budget sanitario e invece sarà 1, verranno tagliati 3 miliardi. Quindi o capiamo che per dar servizi ci vuole anche risorsa economica, oppure non capiamo, cioè dopo l'effettiva ricaduta di azienda zero. Azienda zero in questo campo si prefigge da quello che sono anche diciamo, i calcoli, sono stati fatti, le analisi sono stati fatti dal settore, riuscirà a portare un risparmio fra i 50 e i 70 milioni di euro quando entrerà a regime. Soldi che saranno disponibili non per mantenere una burocrazia. Oggi ci sono 21 ULSS, ma ci sono 21 uffici tecnici, 21 uffici amministrativi, 21 uffici legali, 21 uffici gare, è tutto moltiplicato per 21. Il fatto di avere dei risparmi, avere diciamo, risorse disponibili è importantissimo per poi completare e portare avanti quello che è la programmazione sociosanitaria che rimane in capo
alla Giunta e al Consiglio regionale. Però, mi scusi Bono, il discorso per esempio, vi sono alcune funzioni che sono comunque destinate ad essere assolte da questo direttore generale, da questa azienda zero, sono sulla programmazione, riguardante ad esempio la proposta programmazione sanitaria, programmazione finanziaria, obiettivi dell'ASL, monitoraggio dei corsi standard. Queste cose non sono appannaggio della Giunta, la Giunta non viene in qualche maniera, come diceva prima la conduttrice, in qualche maniera depauperata? Tanto la ringrazio della domanda, perché mi permette subito di chiarire una cosa, no? Che se no potrebbe essere portata avanti nella discussione. Già nel PDL depositato, e comunque noi abbiamo fatto le audizioni proprio per questo, audizioni servono a questo. Allora, se fai le audizioni e ascolti il territorio e poi magari ascoltando il territorio dici miglioriamo di qua o facciamo una giunta di là, non va bene, cioè, perché poi le critiche che stiamo ottenendo è queste, no? Ma state cambiando. Scusate, le audizioni servono a questo, servono per ascoltare e magari, come ha detto il Presidente fin dall'inizio, i buoni consigli per migliorare li accettiamo, li facciamo nostri. I consigli fatti per temporeggiare o dilazionare le cose non ci interessano. Già nel PDL depositato, all'articolo 2, si menziona chiaramente quali sono i compiti di Azienda Zero, fra i quali c'è scritto al comma B c'è scritto la programmazione finanziaria della sanità regionale nel rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. Quindi non è mai stato messo in dubbio che la programmazione, e questo per la legge che lo impone anche, che la programmazione e i budget vengono definiti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. Abbiamo detto nel corso delle audizioni, proprio perché ci poteva essere magari un misunderstanding, mettiamo così, abbiamo detto che andiamo a perfezionare l'articolo immettendolo in maniera molto più netta e più chiara. E noi sul corso delle audizioni che abbiamo avuto in questi 2 mesi abbiamo avuto, a parte le audizioni, che è stato un senso di apertura e di ascolto del territorio, però teniamo a precisare che i sindaci hanno 60 giorni di tempo e scadranno credo la prima settimana di novembre, hanno 60 giorni di tempo per esprimere il parere, perché la legge dice che il parere va espresso dai sindaci. La Costituzione peraltro anche da sì, ma è proprio nella legge del 94, cioè la 56-90, dice che quando si va a modificare i confini, gli ambiti territoriali delle ULSS, è parere facoltativo e non vincolante, però obbligatorio chiederlo, il parere dei sindaci, dei 579 sindaci, chiede il parere entro 60 giorni, quindi hanno 60 giorni di tempo per esprimere questo parere. Nel frattempo abbiamo fatto una serie di audizioni, nel quale si sono presentate ovviamente le conferenze dei sindaci, gli esecutivi delle conferenze dei sindaci e tutta una serie di associazioni e parti sindacali degli operatori della sanità che hanno avuto un filo conduttore, no? E sono 3 punti in particolare. 1, scrivere in maniera molto più chiara, in modo che non ci sia confusione, il fatto che la programmazione rimanga in capo al Consiglio e alla Giunta regionale. Noi in prima audizione, proprio la prima giornata, abbiamo detto che non è mai stata messa in dubbio, è scritta nel PDL, ma comunque accettiamo la critica e la mettiamo in maniera più esplicita e più chiara, in modo che non ci siano dubbi. 2, il fatto che non era previsto nel PDL il direttore del sociale. Infatti volevo chiedere, questo direttore del sociale è importante, perché altrimenti sembrava che il sociale fosse quasi non parte di questa programmazione. Ma questa è una mia considerazione. Viene assolto al direttore sanitario? No, il direttore sanitario è obbligo di legge, quindi non è previsto. Le funzioni del direttore del sociale vengono assolte in base sul PDL. Sul PDL. Sì. Ma infatti, ma questa è una mia considerazione personale, ovvero l'organizzazione del sociale sul territorio è quella che noi conosciamo e nessuno l'ha messa in dubbio, e mi sembra, cioè il fatto che il direttore sia comunque un punto, ecco, la vediamo come un punto di riferimento, perché di certo non è il direttore che salvaguardia il fatto dell'investimento sul territorio in campo sociale, però abbiamo detto capiamo diciamo il messaggio e manteniamo il direttore del sociale.
Poi c'era il ruolo della conferenza di sindaci, ovvero che hanno detto ma viene messo in dubbio il ruolo della conferenza di sindaci. Abbiamo detto no, però lo ribadiamo in maniera chiara e su questo la maggioranza l'ha fatto suo, insomma, che la conferenza di sindaci rimane. Quindi non c'è più l'esecutivo dei sindaci? No, in poche parole, le attuali ULSS diventeranno distretti, quindi le conferenze dei sindaci rimarranno come sono a supporto del distretto, no? Dell'attuale. A sua volta, in ambito provinciale, l'eletto presidente e vicepresidente di ogni distretto, cioè l'attuale ULSS, faranno capo a una struttura provinciale con il direttore provinciale nel quale portano le istanze del territorio. E qualcuno mi ha detto, ma non è rappresentativo quell'esecutivo di tutto il territorio, ma mi pare che il presidente e vicepresidente sia eletto all'interno delle assemblee di sindaci. Quindi sono gli stessi sindaci che delegano ovviamente i loro rappresentanti all'interno della conferenza provinciale. Pertanto anche qui mi sembra un dubbio. Chiaro, no, infatti è stato chiarissimo. Berti. Ma io partirei magari anche un po' da lontano per far capire magari anche chi ci ascolta da casa di cosa se ne parla, perché io penso per prima a mia nonna che mi ha chiesto dove lo costruivano questo ospedale zero. Quindi, mi piace, la nonna per quello che a noi non stiamo allora telefono scritto. Magari parto anche da questo, di cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando alla fine, è un ufficio. Alla fine si tratta di un ufficio, di un'entità, di un gruppo di persone. Ma con cui i cittadini non avranno niente a che fare direttamente, esatto. E questo è importante con cui i cittadini non avranno perché... niente a che fare direttamente. Ecco. Quindi non è che è una nuova azienda sanitaria, appunto. Quindi mia nonna l'ho subito tranquillizzato, ha detto no guarda nonna, è un ufficio. Quindi è un ufficio che dovrà gestire, diciamo, di fatto però tutta la sanità veneta, perché la gestione poi dal punto di vista prettamente poi finanziario, come è stato citato all'articolo 2, stiamo parlando di 8 miliardi e mezzo di euro l'anno. Per dare un ordine di grandezza sono 2 Mose ogni anno. Più quelli che vengono da Roma. Che no, poi, 8 miliardi e mezzo in tutto, totali, esatto. Questi 8 miliardi e mezzo di euro, per un totale 42 miliardi e mezzo nei prossimi 5 anni, saranno gestiti da questo unico ufficio che farà riferimento a un'unica persona, nominata dal Presidente della Regione. Allora, prima di tutto, a me personalmente, parlo come Movimento 5 Stelle, non piace l'idea di andare a porre tutto questo, quantomeno denaro, in mano a un'unica figura, un'unica persona. E non capiamo il motivo che ci sia di dover portare fuori dal Consiglio e fuori dalla Regione, che fino a prova contraria è la rappresentanza dei veneti e dei cittadini che eleggono delle parti politiche. Quindi vengono completamente svuotati anche questi poteri, queste capacità di spesa, vengono messe in questo ufficio. Qualche esempio pratico, per esempio cose che viene tolto dal Consiglio, cose pratiche per la gente che ci ascolta, certo, cose, giusto qualche accenno a... Io guardi, le faccio questo esempio molto pratico. Ci sono altre strutture simili, per esempio in Veneto. Allora è stato creato Veneto Strade, che quindi ha portato fuori tutto quello che è la gestione delle strade, è stato portato, esternalizzato. Però io posso dire, se già posso non essere d'accordo sulle strade, lo sono tanto meno sulla sanità, lo sono tanto meno sulla capacità di spesa. Cosa vuol dire questo? Il potere ispettivo, quindi quello che fa per esempio il Consiglio, va a controllare dove vanno questi soldi. Ad oggi c'è, esiste, noi lo utilizziamo, ma viene creato un secondo sistema ispettivo che sarà solo a uso e discrezione della Giunta, a cui i consiglieri, quindi la rappresentanza dei cittadini, non potrà avere accesso. Sì, questo, allora, questo va contro l'articolo 60 della Regione Veneto, dello Statuto, che indica proprio chiaramente il fatto che non devono esserci sovrapposizioni di strutture. Esatto. Quindi... Inoltre la cosa che a noi particolarmente non piace è il fatto che il controllato nomini anche i controllori, quindi gli organi interni di controllo sono ci sarebbero due organi di controllo ispettivo. Sono nominati o direttamente dal direttore dell'azienda zero o dal presidente della giunta. Questo non rientra quantomeno nel normale modo di fare, insomma, se io non posso nominare chi mi deve controllare. E soprattutto quando stiamo parlando di salute e di soldi, ci stiamo parlando delle cose più importanti in assoluto che abbiamo in questo momento, che è la salute delle persone e il denaro delle persone, delle tasse, dei contributi che vengono versati. Poi c'è un'altra questione importantissima. Io posso, anzi, devo fare un passo indietro di fronte alla conoscenza di chi lavora in primo piano all'interno di questo mondo. Dopo sentiremo... Esatto, e quindi poi passo molto volentieri la palla a chi è competente e soprattutto conosce dall'interno questi temi.
E il coro è stato unanime. Io, mettiamola così, da spettatore, da rappresentante, mettiamo, di una parte politica, ho sentito come neanche si fossero messi d'accordo i vari sindaci, rappresentanti di categoria, associazioni, e ho sentito da tutti la stessa identica cosa. Un coro pressoché unanime, con diversi toni, magari qualcuno anche che era a favore, ma ripeto, è stata una mosca bianca, un coro pressoché, diciamo, in larghissima maggioranza, che diceva no, fermatevi. Allora io posso non essere d'accordo, però ci sono 50 milioni di euro che sono... Però c'è una questione tecnica di chi vive la sanità in primo luogo, che va a dire non è il caso e nemmeno il momento opportuno per fare questo. Allora io di fronte a questo mi cospargo il capo di cenere e dico: li ascolto a loro per primi, non vado a portare piccole modifiche, certo. Magari mi fermo e non tiro dritto a sprombattuto pensando di essere l'unto del Signore. Ecco, adesso andiamo anche in pubblicità, però proprio per chiudere il suo intervento, voi che cosa avreste proposto allora invece di? Ma guardi, in questo momento, se si vuole, spesso viene posto... che correttivi? Sì, spesso viene posto il problema, sì, ma basterebbe, questo Azienda Zero serve per accorpare gli acquisti per gestirli meglio. Ma il punto è che esiste già una centrale unica degli acquisti, perché c'è un ufficio, si chiama CRAS, che vuol dire Coordinamento Regionale Acquisti Sanitari. Ma ad oggi non funziona, ma non è che lo dico io, sono andato dai dirigenti con dei rappresentanti di categoria e ci hanno detto: signori, mi dispiace, purtroppo non riusciamo a starci dietro. Allora io dico, ed allora nell'ottica, allora, io nel mio modo di fare dico: se una cosa non funziona cerco di farla funzionare, non cerco di costruire un'altra struttura sopra questa struttura per far funzionare meglio tutta la struttura sotto. È un'ottica un po' burocratica. Volevo dire velocemente, allora, però prima il Presidente parlava di ben 50 milioni di risparmio. Allora immagino che ci sia della documentazione, dei report, delle analisi che sono state messe a disposizione dei consiglieri che attestano questi risultati. Domanda, non è sufficiente un risparmio di 50 milioni per andare a rivisitare il sistema? Oggi, fermo restando che il Presidente diceva che i servizi resteranno intatti? Posso rispondere? Sì, rapidamente. Allora, rapidamente. Ad oggi io non ho mai, come nessun altro consigliere, ricevuto un'analisi finanziaria su questo, quindi non esiste per noi un'analisi finanziaria, io non ho un numero che dimostri questo. Secondo, vogliamo andare a tagliare? Non c'è nessun problema, abbiamo appena visto in Lombardia, la prima cosa che andrai a fare per tagliare seriamente è tagliare i costi superflui della sanità e andare a fare un'accurata e attenta analisi su quelli che sono gli appalti e su quelli sono i problemi di corruzione che hanno avuto in Lombardia, ma che qui purtroppo bisogna stare attenti. Prima cosa quello. Secondo, se andiamo a recuperare dalle ASL si parla di un 300 milioni di euro di risparmio, non solo 50, almeno ho sentito dire, per tutte le ASL, ma stiamo comunque parlando di meno del 3% di tutta la spesa. Allora, se io per risparmiare meno del 3% devo rischiare di mandare gambe all'aria tutta la sanità veneta, o sono un pazzo, però oppure sto rischiando grandemente sulla pelle e sulla vita dei cittadini. Però lascio ai tecnici poi tirare queste considerazioni. Questo ha toccato l'altro aspetto che affrontiamo anche dopo la pubblicità, che è un'altra domanda molto frequente, ovvero i cittadini dicono: ma se a livello nazionale è stata portata come stupenda la realtà, la sanità veneta e quella lombarda, perché funzionanti, perché si va a cambiare e perché poi in virtù di un sistema che era federalistico, funzionante, si ossequia in certo qual modo un centralismo più spinto, fino ad arrivare a quel che oggi ha dichiarato ieri a Radio 24 la ministra Lorenzin, dicendo che per lei il sistema regioni andrebbe tolto completamente dalle sanità, cioè la sanità in mano alle regioni andrebbe tolta. E allora terrorizza ancora di più, perché abbiamo una sanità che nel 99% in Italia non funziona, abbiamo 2 sole regioni che si salvano, i cittadini non ci capiscono più niente, a fronte poi di tagli sempre lineari e non in proporzione di risparmi di spesa. Queste sono le grosse perplessità. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo qui e sentiamo anche gli interlocutori che sono stati appunto interpellati, che cosa ne pensano, tra poco.